sono mai stati quelli insomma i suoi obiettivi. Poi il Riva di oggi cosa fa? Vive dell'affetto delle sue nipotine, si guarda il dottor Zivago su YouTube. Ovviamente cosa guarda il dottor Zivago? Cosa può guardare Gigi Riva? Frequenta i suoi amici, gli ex calciatori, perché del Cagliari, perché quella era la sua famiglia, e poi dice cose, arriva nella sua carriera, ha sempre detto poche cose, però ce n'è una che mi piace ricordare: devo essere grato del fatto che sono nato calciatore in Italia, perché se fossi nato in Alaska sarei ancora lì a spalare la neve, e questo se lo dovrebbero tatuare, no? Dei pseudo calciatori oggi. Tutti! Giorgio Porra, noi ci tatuiamo te come narratore di questi eventi, di queste storie. Grazie. Grazie a voi. Andiamo però, perché mi sembra che la prelazione sia stata anticipata di qualche minuto, subito in diretta con Santeria. Grazie a Giorgio Porra. Rimani qua. Alessandro Acciato. È stata in effetti anticipata di qualche minuto, eccolo il grande protagonista accompagnato da Giovanni Malagò al centro del campo del Santeria. Io non so se attraverso le immagini si riesce a capire l'emozione, ma qui davvero ce n'è tantissima, ci sono striscioni delle due curve dello stadio, da una parte come te, nessuno mai, dall'altra parte onore a te Gigi, che hai reso grande questa maglia, ovviamente tanti applausi da tutto lo stadio, lo vedete? Mi sembra visibilmente emozionato Gigi Riva per quello che riesce a far trasparire l'emozione. Non è uno di solito che riesce a raccontare anche visivamente i propri sentimenti, però vedendolo da vicino davvero qualcosa di speciale, qualcosa di diverso. Questa sera Ilaria c'è e adesso inizia la premiazione vera e propria da parte di Giovanni Malagò, presidente del CONI. A posto! Grazie. Buonasera a tutti, amiche e amici. Iniziamo a scaldarci in attesa di Cagliari-Juve con un bel momento che abbiamo la fortuna di condividere. Gigi Riva rappresenta un po' l'orgoglio della Sardegna nel mondo, e non soltanto per chi ama il calcio. Ecco perché il presidente del CONI Malagò è qui a Cagliari prima di una gara così importante per un tributo che veramente ci inorgoglisce tutti, e inorgoglisce in particolare il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Grazie Gigi per essere qui, grazie per essere qui davanti a tutta la tua gente. Presidente, è un onore averti nel nostro stadio per premiare con il massimo riconoscimento sportivo il nostro mito. Grazie. Un Gigi Riva, c'è solo un Gigi Riva, un Gigi Riva, c'è solo un Gigi Riva. Grazie a tutti. Io voglio ringraziare ufficialmente il presidente del CONI, perché è partito da Roma per venire a casa mia a darmi un trofeo bellissimo. E quindi questa è la semplicità. Tu hai detto che uno su tanti ce ne sono, ma l'unico sono io. Ma anche tu sei l'unico presidente che ha preso l'aereo e è venuto a trovarmi. Adesso permettetemi una cosa familiare. Saluto le mie nipotine che stanno là, e purtroppo sono tutte femmine. Un altro giocatore è difficile da trovare. Ciao. Un abbraccio con Gigi Buffon. Grazie Gigi.
abbraccio con il nostro capitano Daniele De Sena. Ciao. Io tra l'emozione e qualcos'altro direi che ho già finito a dire il mio. Passo il microfono al presidente grande del CONI. Grazie Gigi, a nome di tutto lo sport italiano consegniamo la più alta onorificenza del nostro mondo a un atleta simbolo di una squadra, di una regione, di tutto il calcio italiano di cui siamo molto orgogliosi, il collare d'oro al merito dello sport, che vi voglio dire viene riconosciuto solo ai grandi tra i grandi, visto e considerato che non c'era la possibilità di consegnarlo a Roma. Siamo venuti qui doverosamente a omaggiare quello che più che un giocatore è un uomo che ha reso orgoglioso un intero popolo, la nazione italiana. Grazie Gigi Riva, a nome di tutto lo sport italiano. Grazie Presidente. Giovanni Malagò, c'è anche Gianfranco Fara, che è il presidente del CONI della Sardegna, rappresenta il mondo dello sport accanto al presidente Giulini, ed ecco, lo vedete in tutti gli angoli dello stadio grazie alle telecamere. Questo è il collare d'oro che il CONI tributa al grande Gigi Riva.